E infine, ultimo ma non ultimo, Alessandro Mocellin dell'Accademia Lingua Veneta. Buonasera. Buonasera. Sì, dai. Ecco, diciamolo bene, pronunciamo bene. Buonasera. Esatto. Alessandro Mocellin ha sentito, Zaia ha detto, beh, allora a questo punto il Veneto come la Sicilia, autonomia. Beh, io dal mio punto di vista, diciamo, storico, culturale e linguistico, perché di questo mi occupo, facevo un pensiero su questa situazione, appunto. In realtà al Veneto tocca sempre, nonostante questo non venga spesso detto, di fare da pioniere, di aprire la strada dove altri non hanno ancora avuto l'idea, mentre gli altri ci pensano, noi la facciamo. Poi magari, come nel caso dell'autonomia, quelli che per primi hanno avviato questa idea di provare a richiedere un'autonomia che è costituzionalmente prevista, peraltro, in quelle materie che sono elencate, appunto, di poter chiedere, e poi successivamente si muove la Lombardia, poi si muove l'Emilia Romagna. La stessa cosa sta succedendo dal nostro punto di vista anche sul piano della lingua. La richiesta di accoglimento dei diritti linguistici del Veneto, su richiesta appunto dei veneti, parte dal Veneto, ma in realtà si stanno muovendo su spinta di questa visione veneta più plurale dell'Italia, che posso dire più italiana della visione francese con la quale l'Italia è monolitica. Questa è una visione francese, gli italiani non sono così. Gli italiani sono pluricentrici per natura e di conseguenza nel giorno in cui capiremo che la natura italiana, se essa esiste e se la indaghiamo, è il pluricentrismo, 7 capitali, non una sola, allora avremo capito qualcosa di più degli italiani. Nel caso dei veneti ci tocca fare proprio questo. Ricordiamoci, firmare, ecco, la spariamo subito, firmare la petizione del riconoscimento sulla lingua veneta scade il 20 settembre. Esatto, il 20 di settembre fino a domani si può firmare in tutti i comuni del Veneto e domani chiuderemo questa tornata di firme. Se siamo arrivati al numero le portiamo a Roma affinché venga discussa in Parlamento la proposta. Se non siamo arrivati riorganizziamo la macchina, perché si sono mossi veramente tanti comuni anche a nostra insaputa, devo dire di tutti i colori politici, e questa è una cosa che mi riempie di orgoglio, perché la prima cosa è far significare ai veneti che ciò che è veneto è di tutti i veneti e di conseguenza tutti dobbiamo impegnarci per questo. E ripeto, da fuori ci guardano, hanno firmato persone anche dalla Sicilia, dalla Sardegna, dal Lazio, dalla Toscana, dal Piemonte, che ci hanno chiesto di mandare i moduli per andare a firmare. I veneti hanno questa caratteristica, dicevo, di aprire, di provare a fare, poi da fuori magari ci imitano, ci guardano e magari insieme finalmente si riesce a portare a casa una visione diversa. Le 5 autonomie che ha oggi l'Italia, 5 anzi 6 se consideriamo Bolzano e Trento come in realtà 2 entità praticamente differenti, anche i codici sono diverse, mettiamo 6 ma 5 regioni autonome, sono state concesse sostanzialmente, lo Stato è stato deciso, vabbè, questi qua se ciappa l'autonomia illo tempore, no? Perfetto. Stessa cosa è successa nel 99, senza che la gente volesse più di tanto, sono state riconosciute 3 lingue, il sardo, il friulano e il ladino. In questi anni è successo che qualcuno ha detto ma perché loro sì e gli altri no? Quella è l'Italia a 2 velocità dal punto di vista autonomia, e sullo stesso piano linguistico questa è l'Italia dei diritti linguistici diversi, che se so Furlan posso avere TGR Veneto, TGR Friuli in Furlan, e io se sono Veneto non posso mica avere TGR Veneto in Veneto. Domanderemo a Rete Veneta di fare il telegiornale. Venga qui a Rete Veneta e facciamo scuola come Veneti. Esatto, portiamo avanti anche questo discorso. Francesco Poli, a parte che ringrazio i telespettatori che continuano a mandarci messaggi, visto che mi hanno fatto anche un ottimo assist proprio su questa raccolta firme, una co-conduzione con i telespettatori, bellissimo. Francesco Poli, ha sentito che cosa ha detto Alessandro Mocellin, ci sono delle tipicità regionali, come per esempio la lingua, che bisogna riconoscere. Anche questa anzi è un'operazione culturale che bisogna portare avanti nel processo per l'autonomia, perché l'autonomia sì è una questione burocratica, per carità, ma è anche una questione culturale, anzi parte proprio da una questione culturale. La riflessione è sicuramente interessante. Io ho sempre pensato che a margine
dell'autonomia intesa come aspetto giuridico fosse rilevante altrettanto l'aspetto culturale e in primis quello linguistico. Devo dire che però c'è un punto di frizione fra quello che penso io e quello che pensa il signor Mocellin, sì? Che riguarda la distinzione tra uno Stato di tipo francese e uno Stato invece pluralista come il nostro, nel senso che molti dei problemi che troviamo oggi, per esempio pensiamo alla legge elettorale, derivano proprio dall'aver assecondato illo tempore, quindi ancora in fase costituzionale, proprio questo atteggiamento pluralista. Non per niente la nostra legge elettorale è figlia di un'impostazione costituzionale che prevede, se ci pensate, il pluralismo politico. Se avessimo, anzi tutti stiamo sperando, che effettivamente questa legge elettorale vada invece a decidere quale maggioranza con un voto in più possa governare il Paese. Ecco, questo secondo me è una dicotomia tipica italiana di una volontà di governo ferrea, ma dall'altra parte ha anche una necessità di pluralismo. Bisogna secondo me trovare un punto d'accordo, perché sennò non si riesce a venirne fuori. Ma se no siamo sempre il solito paese dei campanili, cioè questo non ci sono dubbi. No, voglio dire, se non si riesce a capire DNA, esattamente nel DNA. Se quella è la tua natura, quella è ciò che devi fare. Quella non la posso ma se sei un paese non ti puoi andare insieme agli alberi, cioè certo. Se che vari francesi si buoni andare sopra, se gli altri venite che hanno una natura diversa, ma ripeto anche a livello italiano, cioè il grande splendore culturale italiano è stato nel momento in cui se Michelangelo non lo pagava una capitale, andava da che altra parte, e quindi questo pluralismo è quello che ha generato, secondo me, anche, poi insomma anche la forma che ha l'Italia a livello geografico, cioè l'Italia è vero che è una striscia di terra da nord a sud, ma le città sono affacciate su due mari che sono completamente opposti, sono due pezzi di Mediterraneo che non comunicano tra loro se non in Sicilia. Cioè, quando ricordiamoci che adesso andiamo con l'aereo, col treno, con la nave, ma fino a qualche anno fa, con la nave da Venezia, il tempo di andare a Genova via nave è lo stesso che andare a Costantinopoli. Quindi cioè, dobbiamo ragionare sul lungo periodo. Oggi giustamente integriamo con una prospettiva diversa, però dobbiamo renderci anche conto che la natura dell'italianità, dal mio punto di vista, è plurale. Questo è quello che ci ha condotto la storia. Poi vabbè, è bello aggregare, ma il motivo per cui il grande pluralismo è stato inserito in Costituzione è la paura dei 20 anni prima. Questo è il discorso, questo è da stemperare. Alessandro Mocellin, il Veneto ha una tradizione marittima importante con Venezia, Repubblica Marinara, anche Venezia tra l'altro aveva le sue colonie, però le trattava in modo diverso rispetto a come avviene oggi, soprattutto ancora, in Africa. Se ne ricordano ancora sì. Anche in Grecia, a Cipro, quando vedono quella bandiera che noi ascriviamo a qualcosa, un significato meramente politico, economico, recente, in realtà lo conoscono bene. Se andate in giro nelle isole greche dell'Egeo con quella bandiera in mano, vi aprono le porte, vi accolgono perché se la ricordano ancora. Ma si tratta di cose, cioè le isole dell'Egeo sono state della Repubblica Veneta per quasi 500 anni, quindi circa 4 volte la storia dell'Italia unita, quindi ricordiamoci che la storia si fa nel lungo. Ecco, ma allora, sì, inquadriamo questa bandiera, perché questa bandiera, come diceva, nel mondo ha lasciato dei buoni ricordi, ma in una Venezia che era una repubblica marinara e quindi la legge del mare la conosceva bene e l'applicava meglio, come si può oggi interpretare la legge del mare che prevede appunto in modo legittimo, giusto, di salvare chi rischia di morire inghiottito dalle onde, i naufraghi, però i naufraghi di oggi, quelli che arrivano dalle tratte che forse possiamo anche far vedere, Fabrizio, forse possiamo far vedere le tratte che arrivano dall'Africa, dal Nord Africa verso Malta, verso l'Italia, eccole qua. Ecco, questi naufraghi sono veri naufraghi a denominazione di origine controllata oppure sono un po' messi lì perché si sfrutta la situazione? Insomma, al di là dell'aspetto di singoli casi, che ovviamente va sempre diciamo, determinato, però bisogna vedere chiaramente, anche a livello giuridico, nel momento in cui uno versa in uno stato di necessità, nel quale si è trovato
essendo arrivato in questo stato con una procedura fisiologica, cioè io prendo il mare per fare tot chilometri, per andare per turismo, per andare per migrazione, può essere qualunque cosa, è un conto, è una mia volontà, scelgo io il mezzo, parto o c'è una compagnia che mi porta, quindi c'è una sequela fisiologica. Non è più fisiologica se qualcuno ti prende e ti sbatte sopra perché tu devi andare là in quella nave e devi essere portato là e trattato come una merce di conseguenza. Il naufrago prima di tutto è un soggetto, in questo caso mi sembra che siano trattati ma soprattutto è vittima di un evento imprevedibile. Ma poi quando, per andare più secondo me su un tema più, come dire, che veste meglio tutto questo discorso, il concetto di migrazione, come diceva giustamente il sindaco, la sindaco, visto che si discuteva prima Morena, visto che se conoscevo bene, è proprio questo, cioè com'è che tu come migrante, come ti muovi, perché ti sei mosso, perché questi nostri nonni, i miei nonni si sono sposati a Vancouver, quindi il mio cognome è Mocellin in Brasile, che ne sei Nastrai, e anche ci sono anche il capo gabinetto del governo di Rio Grande do Sul è Mocellin per esempio, quindi i veneti hanno una grande storia di conoscenza, di rapporto con il concetto di migrazione, che arriva, che va, che viene. Venezia è stata una porta di tutti sostanzialmente, vero, però una volta l'emigrazione era una cosa, non dico desiderata, ma gestita e gestibile da parte dello Stato di arrivo. I veneti che sono andati in Brasile erano voluti, richiesti, quasi comandati dal Brasile, facevano propaganda perché i veneti andassero in Brasile, stessa cosa per il Belgio voleva che gli italiani andassero dopo la seconda guerra mondiale lì. E adesso però vedo lì sul suo schermo tra Italia e Francia migliorano queste cose. Sì, adesso lo facciamo vedere. Il problema è facciamo questo. Vedere, vedete, questo è l'osservatore Mocellin, facciamo vedere, visto sì, che l'ha chiamato, lo spieghiamo ai nostri telespettatori, questo è l'osservatore romano, dice tra l'Italia e la Francia migliora l'intesa sui migranti. Se vuole lo parafraso cosa significa questa cosa. Se noi guardiamo i dati, vero 100.000 che arrivano, poi 27.000, adesso saranno di più probabilmente quest'anno, ma il problema è che il concetto di migranti, mia nonna che è stata migrante mi dice Dio che te vai per televisione, che migrante vuol dire uno che vuole andare via, che vuole andare a lavorare. Questa è mia nonna che si è sposata a Vancouver con mio nonno, poi sono tornati. Ma qual è il problema? Qui arrivano 100.000 persone che non sono ben formate, non hanno magari anche competenze per lavorare, cioè quanti corsi bisogna fare per saper maneggiare un ferro da stiro nelle nostre aziende, ecco. Ma ne arrivano 100.000 e partono circa 200-300.000 italiani ogni anno. Quindi il rapporto tra l'Italia e Francia è che l'Italia si prende sostanzialmente quello che gli altri non vogliono e gli italiani che vanno via si riprende la Francia, la Gran Bretagna, la Germania. Se questa è l'intesa è un bel problema. Ecco, attenzione Mocellin. Ricordiamoci che la storia dell'emigrazione del Veneto, adesso quella dei miei coetanei, sono dell'88, è la terza emigrazione veneta, quella dei miei nonni, quindi di quelli che hanno adesso sui 70-80 anni, è stata la seconda emigrazione veneta e quelli sono tornati perché se andava in nave si riusciva a tornare in aereo. I veneti che sono nel mondo in grande quantità sono quelli andati nell'800, di cui neanche ci ricordiamo, fino a 10 anni fa non sapevamo nemmeno che esistevano, e questi partivano e veramente lì fondavano città dal nulla. Prima di andare in pubblicità voglio chiedere ad Alessandro Mocellin di rispondere a quel telespettatore che chiedeva a che punto siamo con le firme. Sì, non sappiamo esattamente a che punto siamo con le firme perché in questi giorni, termina domani, quindi fino a domani potete andare a firmare nel vostro comune per il riconoscimento della lingua veneta, e anche sabato e domenica ci sono dei gazebi in molte parti del Veneto per raccogliere le firme. Non sappiamo esattamente, proprio perché continuano a essere raccolte firme anche da consiglieri che ci dicono guarda che devo dire su 150 firme, ma tu mi hai detto niente, ma che avevo le carte e sono andato avanti. Quindi noi contiamo di riuscire a farcela. 50.000 firme non sono tante, ma non sono neanche poche, non tanto perché i veneti non vogliono firmare, perché a Cittadea sono un'ora e mezza si è su 250 firme, i brassi che faceva mai per tirare solo le firme, quindi i veneti lo vogliono. È una questione un po' burocratica, perché sulla burocrazia, nella richiesta di volontà popolare, perché visto che con referendum e in queste cose di iniziativa popolare la burocrazia è medievale, quindi il timore che abbiamo è non di non avere 50.000 firme, ma che sia tutto a posto con virgolette, col timbretto, col coso, perché la vera morte della sostanza a volte può essere la forma. In questo caso bisogna dire che la burocrazia italiana è piemontese, perché quella abbiamo mantenuto, siamo eredi ancora di quella burocrazia.
Ecco, Alessandro Mocellin, ma storicamente Mestre e Venezia non hanno una storia comune? Insomma, Mestre non è nata storicamente, tradizionalmente come la terraferma di Venezia? Beh, possiamo dire che sicuramente nei tempi recenti è stato il bacino di riflusso dei veneziani che se ne sono andati progressivamente dalla città di Venezia, ma storicamente direi che non possiamo dire questo, perché finché Venezia ha controllato i propri porti, i propri traffici commerciali, Mestre non è davanti Venezia, è dietro. Ricordiamoci che le due colonne che sono in piazza San Marco, quella del Todoro e quella con Leone, sono l'entrata di Venezia, cioè noi entriamo da dietro quando arriviamo con la ferrovia, ragioniamo da continentali, no? Quindi quando noi parliamo di Venezia ricordiamoci che è un nome plurale, tra l'altro 697, che sono i giorni dell'autonomia, è l'anno in cui storicamente si è insediato il primo Dux Venetus, il primo doge, Paolo Lucio Anafesto, quindi che iniziò questa epopea della Serenissima durata 1100 anni, il cui fulcro è diventato nel tempo la città di Rialto, che oggi noi chiamiamo Venezia, però quella era già quella era una comunità di diverse civitates che partivano da Grado, che è a 90 km di là di Venezia, e arrivava fino a Cavarzare, quindi insomma la pluralità è nel sistema veneto, l'autonomia non è una questione di questi anni, l'autonomia è uno dei cromosomi del DNA veneto. Quindi in questo caso è l'autonomia nell'autonomia, Mestre nei confronti di Venezia in Veneto. Francesco Poli, come la vede questa? No, io vorrei fare una domanda, ma la Venezia da Mar, no? Sì. Che era Stato da mare, cioè, fino al 1381 di quello che c'era dietro. Sì, non Ecco, importava siccome io non, politicamente. Sì, no, proprio non importava proprio per niente. No, dato non è vero. Beh, insomma, quasi niente. Non so dove che gaccia tutti i pai che sei sotto Venezia. Ma no, quelli li hanno presi al Cansiglio, non c'entra niente. Dove sei il Cansiglio? A Cipro o al Cansiglio? E loro che insomma, e i Cioi dove arrivavi so. Ricordiamo che il territorio veneto l'è fatto dal punto di vista delle comunicazioni fluviali. Ricordiamo se la geografia è la base della storia, come che se i fondamenti della storia la femoniantri, i piastri, ma la base è la geografia. I fiumi veneti, intanto il Veneto non fa parte fisicamente, geograficamente della Padania, che esiste geograficamente e anche linguisticamente, perché sono i fiumi che va dentro il Po. Ma i fiumi veneti, l'Adese, la Brenta, la Piave, noi va in il Po e neanche tra de loro, quindi siamo autonomi anche tra de loro, ok, i fiumi veneti, e andava a finire tutti quanti in laguna, attualmente in prossimità della laguna. Significa che se mi muovo un sacchetto di plastica a Bassan e arriva solo a Venezia, questo è sempre sta, quindi pensare che non ci sia nessun collegamento, quando che la nascita dello Stato Veneto è stata a Treviso che si dedica spontaneamente alla Repubblica Veneta, qualche anno dopo Vicenza, chi si sta i più furbi dei veronesi, che detto ciao Venezia, se veniamo con gli altri, come se che se mettiamo d'accordo? Ah, guarda, abbiamo questo e questo, e il 1404 gli entra nel sistema veneto, i vicentini, e questo fa rabaltare le alleanze, Padova di Enzo Fegà, l'anno dopo arriva anche, il stesso anno arriva Feltre, arriva il Cadore, eccetera, l'anno dopo arriva Verona e che vuole negoziare con la dedizione, perché se si dedicava spontaneamente, a parte Padova, a Repubblica, arriva Verona e dice ciao tu sei arriva tutti, si arriva ultimo, quello che avanzava la titella siamo questo, sto qua, che o no, perché non si può. Ecco, vuol dire che l'interesse nel momento in cui chi è che ha fatto Venezia? Venezia non esiste, il nome Venezia è nato per definire il territorio della Venezia, il territorio dei Veneti ancora al tempo dei Romani, quando la città di Venezia, che si chiama sempre Rialto, fino al 1100 grosso modo, non esisteva. Ma se Venezia non esisteva, perché non c'era nelle cartine, non esisteva, invece Padova, sì, Oderzo, Verona, Vicenza, chi l'ha fatta Venezia? Se i veneziani sei qui che vive a Venezia, e Venezia non è a Gesera, non l'ha fatta i veneziani perché non è Gesera, chi l'ha fatta? I Veneti. Venetia, città dei Veneti, Venetia, questo è il nome. È un piacere sentire Alessandro Mocellin, è giusto dire è un che piacere. Il professore Alessandro Mocellin tanto ha origini rossanesi. Sì, meso sì. Sta già rivendicando. E non tutti lo sanno, ma il professor Mocellin è laureato in legge, è un avvocato. No, laureato in legge, ha fatto il grande stato con ottimi voti e si sta laureando in lingue con ottimi voti, ha pubblicato studi linguistici molto importanti
È un orgoglio veneto. Certo, no? è un orgoglio anche per noi di Rete Veneta. Come faceva la Repubblica di Venezia con i migranti d'allora? Sono domande difficili queste, non credo di essere competente abbastanza per dovremmo negoziare una risposta raccogliendo diverse informazioni. Ricordo di aver letto in qualche documento, mi pare del 500, che era veneto quello che alla favela parlava come no altri. Quindi questo ci indica una cosa molto importante dal punto di vista, quindi voglio fare un po' di filosofia, tra virgolette, della questione foresto e nostro. No, foresto non è mia uno strano, la parola italiana straniero ha già una connotazione negativa. La parola veneta foresto, che l'italiano è forestiero, è uno che viene da fora. Quindi che so, tra Cassola e Rossana eccetera, quando vado a Castello so foresto dal punto di vista localissimo, ecco. Però posso dire che se vado a Venezia non sono puoi trattarmi un foresto come un giapponese che va via col palo da selfie, no? Quindi è un concetto relativo. Però quando quelli che sono immigrati qui, e torniamo a quello che è l'essenza dei veneti, cioè la cultura, è l'adattamento dell'uomo all'ambiente in cui si trova. Quindi la cultura dei veneti è il frutto dell'adattamento dei veneti al proprio territorio e alla propria storia. Quindi se arriva gli albanesi, i romeni eccetera, se arriva negli anni 90, anni 2000 e se ga integra, e questo va a comportare che ga imparare anche a imparare il veneto, vuol dire che questo elemento per esempio fa parte del diventare membro del sistema veneto. Se diventa veneti per merito, in maggior consiglio a Venezia che ha messo nel 1720 un busto di uno che non era mia veneto, l'ingegnere, cioè con concorso un ingegnere idraulico, diciamo, Bernardino Zendrini, con scritto sotto a Bernardino Zendrini per nascita Camuno, quindi da Val Camonica, per meriti Veneto. Se no se mettiamo in testa che questo è il concetto, che se sei veneti, se sei parte del sistema veneto, quando che se vuoi aderire al sistema veneto, ma questo credo che sia una roba che sì, si chiama integrazione al giorno d'oggi. La volontaria è il certo. Desiderio, cioè adesso mettiamoci dal punto di vista di queste persone che viene qua, se la narrativa se guarda che in Italia basta che te vai là, non vedi ora che ti arrivi perché hai gaito che te vai pagare la pensione, quindi te cata anche al lavoro. Mettiamoci dal punto di vista di questi migranti economici, al di là dell'aspetto rifugiati eccetera, però mi arrivo qua e mi ha impromettesto sta roba, arrivo qua e non ha lavoro neanche per loro, i gaitosi da 20 anni che vai in giro a bere spritz perché sennò che tocca fare l'apprendista a 400 euro neanche scheda a benzina, per parlare del sottopagati, caporalato e queste robe qua. Quindi o se rendiamo conto, se passa in Veneto, vabbè, tanto se capiamo e se no facciamo i sottotitoli dopo in altra lingua. Ecco, e dicevo, o capiamo che è un problema del sistema qua effettivamente, di visione, non abbiamo capito la storia italiana, non abbiamo capito la storia veneta e per andare avanti che vuoi la memoria delle cose che è successo prima. Qua se cancelliamo la memoria di quello che è successo prima perché una volta se vecchio serve a niente, il risultato è che non si ricordiamo 3 mesi fa cosa che ha detto tale persona, tal politico, cosa che ha votato, cosa che è successo, cioè tutto va velocemente nel dimenticatoio, è un bel problema. Venezia come governava dando un'autonomia ai popoli che erano sotto la sua egidia? Possiamo dire che la risposta è sì, nel senso che l'idea di partenza è sempre stata quella della dedizione, come è successo anche in realtà prima in altre esperienze, però i territori si sono spontaneamente dedicati alla Repubblica Veneta, quasi tutti, non tutti, anche Brescia e Bergamo per esempio. Ecco, per convenienza sì, perché c'è un'unità territoriale, geografica, geopolitica veneta sì, e la vediamo anche nella situazione veneta. E soprattutto quello che noi sappiamo è che comunque dobbiamo fare la spanna tra quello che è oggi l'autonomia con quello che fa lo Stato e quello che poteva essere allora l'autonomia con quello che faceva lo Stato allora. Cioè ricordiamoci che tutto il welfare state, tutto quello tutte le materie sulle quali oggi si legifera sovranamente, per carità, una volta non venivano minimamente toccate, parte competeva la Chiesa, parte era assolutamente libera, quindi c'è una questione un po' diversa, no? Chiudiamo con Alessandro Mocellina, a cui chiedo una chiusura della trasmissione alla Veneta.
Oh signor Benedetto. Beh, una cosa dobbiamo ricordarci, perché io ascoltando queste cose di politica non mi occupo, specialmente di partiti, però lei citava prima cosa penserebbe i veneti di quello che fa Renzi, è che lei è un toscano. Cioè, come chi dice tra valori, no? Meglio un morto in casa che un pisano alla porta. No? Ecco, quindi ecco, i veneti hanno, molto individualisti i veneti, per eterogenesi dei fini, hanno inventato la res publica moderna, il concetto moderno di repubblica. Quindi se i veneti si dovesse un poco di più spazio, invece di diciamo, relegarli sempre a essere non italiani, perché veniamo trattati come cosa diversa, perché non capisco se a Sicilia ha l'autonomia, perché il Veneto non può neanche domandarla, perché cioè, alla fine le etichette razzista, discriminatore, i ricchi, alla fine il problema è che mi sembra che basta che ti dici Veneto e no. Furlan sì, lingua veneta no, perché il cambio è un comune che altro, invece i furlani che è lo stesso problema. Quindi come veneti abbiamo da svessarsi dal problema e da autoriconoscersi. Il riconoscimento della lingua veneta significa riconoscersi noi altri per primi. Se non se lo riconosciamo noi altri, gli altri non lo faranno. Bene, e su questa frase di Alessandro Mocellino noi chiudiamo.